aprono le porte del Pala Alto Gusto per il match che vede opposte Golem Olbia e P2P Givova Baronissi nella 12ª giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile. Entrambe le formazioni che si affrontano questo pomeriggio cercano un riscatto dopo aver perso nel turno infrasettimanale di mercoledì. Olbia ha ceduto nettamente in casa di Soverato per 3-7-1, mentre Baronissi è stata sconfitta in casa al tie break da Marsala, squadra in questo finale di stagione si sta giocando tutte le carte possibili per mantenere la categoria. Olbia che sta avendo un ottimo rendimento interno, dal canto proprio 3 vittorie consecutive davanti al pubblico amico contro San Giovanni Marignano, Perugia e Ravenna. La squadra ha 23 punti, una posizione indietro rispetto a Baronissi, 6 punti di distanza. Le ragazze di Giangrossi dunque oggi cercheranno di accorciare questo gap anche per tenere a bada appunto gli assalti di Marsala, che mercoledì ha rosicchiato altri 2 punti portandosi a -5. Baronissi invece prima della sconfitta interna contro Marsala si era resa protagonista di un grande exploit esterno, battendo a domicilio Chieri per 3-7-0. La partita d'esordio di coach Teodoro Cicatelli come capo allenatore. Con 29 punti la squadra campana è in posizione assolutamente tranquilla, dunque Olbia può giocare con la mente sgombra, assolutamente libera da assilli di sorta. Baronissi che sta assorbendo appunto il cambio in panchina avvenuto da poco, il 1° marzo esattamente, con il tecnico di origine peruviana Ivan Castillo che ha lasciato la squadra a causa di problemi familiari. Al suo posto, come detto, Teodoro Cicatelli, ex giocatore anche di A2 a Battipaglia, che già faceva parte dello staff tecnico. Presentate dunque le squadre che si contenderanno questa sfida valida per, lo ricordiamo, la 12ª giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile denominato Samsung Galaxy Volley Cup. Gli arbitri sono Marco Laghi e Alessandro Pietro Cavalieri. Arriva anche lo starting six di Baronissi. Baronissi che ricorda con piacere la Sardegna l'8 giugno del 2016 a Palau, dunque non lontano da qui. La squadra allora guidata in panchina da Pierpaolo Veglia vinse al tie break al Pala Ginestre, conquistando la promozione in B1. La scorsa estate la Polisportiva Due Principati ha fatto un doppio salto in avanti dopo la retrocessione sul campo, ha infatti acquistato il titolo sportivo di Ravenna, si è affacciata al palcoscenico della Serie A2. Ricordiamo anche l'esito della gara d'andata a Pellezzano il 3 dicembre scorso, affermazione di Baronissi 4-7, 27-25, 25-21, 14-25, 25-19, questi i punteggi dei 4 set. Baronissi che in quel caso venne trascinata dai 17 punti di Mendaro Leiva e dai 16 di Chiacova, salutata a gennaio, sostituita da Vittoria Lopez, giocatrice molto interessante. Ci sarà modo poi di scoprire il suo curriculum nel corso della nostra telecronaca. Un'altra nota curiosa quest'oggi, l'ex di giornata, il libero di Baronissi, si tratta di Marianna Maggipinto, lo scorso anno proprio in maglia Ermea conquistato la salvezza dando un contributo importante. Presentato nel frattempo anche lo starting six della Golem Olbia, che quest'oggi ritrova il proprio capitano Jenny Barazza, anche se viene schierata nello starting six ancora Agnese Cecconello nel ruolo di centrale, dunque ancora non al meglio probabilmente la schiena di Barazza. Vedremo se ci sarà spazio per lei in corso d'opera. Ultimi controlli prima dell'inizio di questa partita. Ricordiamo anche le altre sfide. In questo turno riposa San Giovanni in Marignano. Allora il quadro è così composto: Cuneo contro Club Italia, Ravenna contro Soverato, Perugia contro Trentino, Marsala contro Brescia, Caserta contro Chieri, Collegno contro Orvieto, Mondovì contro Montecchio. Si affrontano, come detto, 2 squadre abbastanza tranquille, anche se la Golem ha senz'altro più bisogno di questi punti rispetto a Baronissi, in posizione più tranquilla, 29 punti contro 23. Diretta Sport ancora al fianco del volley Serie A2. Ricordiamo che siamo in diretta anche su un altro fronte, sfida valida per il campionato di Serie B femminile di calcio. Sassari Torres contro
Marcon, partita che ci sta raccontando il nostro Mauro Garau, mentre tutto pronto per la battuta di Mendaro Leiva. Arriva il fischio arbitrale, allora si parte. Battuta di Mendaro, il pallone smorzato dal nastro, Ucisetto in ricezione, cerca ancora da posto 4, trova le mani del muro e mette a segno il primo punto della partita per la Golem Olbia. Al servizio Niki Sos. Arriva ora il pallone di Nicolette Sos. Ma sarà tutto da ripetere perché c'era un pallone a fondo campo che evidentemente non doveva stare in quella posizione. Allora ancora Nicolette Sos, la sua battuta è da ripetere. La Golem ha messo a terra il primo punto di questa partita. Il pallone di Sos, cercare Lopez e riesce poi Moneta. Attacco vincente sul lungolinea, 1 pari al Pala Alto Gusto di Olbia. Proprio Serena Moneta, ex Yamamai Busto Arsizio, che ora si porta in battuta. Melli in ricezione, Spinello va ancora da Melli, attacco dalla seconda linea, ancora vincente per Melli. Vedremo se verrà sollecitata in ricezione da parte di Baronissi nel corso di questa partita. Giocatrice dotata di un braccio molto pesante che difetta con i fondamentali di difesa. Può essere questo uno dei temi della partita. Intanto Ucisetto va a cercare Maggi Pinto, attacco dalla seconda linea, out, anzi no, attacco vincente per Mendaro Leiva. Situazione di equilibrio che permane, allora 2 pari. Marilyn Strobbe, centrale di Baronissi, va a cercare Barbagallo, Spinello va da Melli, attacco ancora vincente da posto 4, Muro out, e ancora dunque un punto per la giocatrice arrivata a stagione in corso da Filottrano in Serie A1, ha avuto subito un ottimo impatto sulla Golem, aggiustamenti in corso d'opera come detto anche per Baronissi, mentre il signor Cavalieri, secondo arbitro, va a sincerarsi sia tutto a posto prima della ripresa del gioco. Battuta affidata a Cristina Murru, va a cercare Maggi Pinto, Avenia, poi l'attacco di Lopez che appoggia questo pallone, punto vincente per Baronissi che riprende la Golem subito a quota 3. Al servizio la palleggiatrice titolare Giorgia Avenia, in battuta, figlia d'arte, suo padre Donato è stato a lungo cestista in Serie A con Virtus Roma e Viola Reggio Calabria, tra le altre anche sua madre Antonella Candida ha giocato come pallavolista in Serie A1. Bagher rovesciato proprio per Avenia, c'è Barbagallo, poi Spinello va ancora per il posto 4 di Melli, il muro di Travaglini per il vantaggio Baronissi, 4-3. Al servizio della numero 4 Avenia. Avenia lo scorso anno a Caserta, sempre in A2, qui è andata a cercare Giulia Melli, Spinello per Sos, attacco in diagonale difeso da Avenia, Maggi Pinto, da Mendaro, il muro di Melli che riesce però solamente a smorzare un pochino la potenza di questo attacco di Mendaro. Baronissi allunga sul +2, 5-3, e ancora il turno di Giorgia Avenia in battuta. Baronissi che cerca dunque di allungare. Avenia ancora verso Melli, Spinello a cercare la compagna di squadra in maglia numero 13, attacco lungo linea, difeso bene, trova allora Lopez direttamente sulla rete.
accorcia sul -1 la Golem, 5-4. Allora la prima palleggiatrice della Golem Olbia, Natascia Spinello. Sua battuta a cercare ancora Maggi Pinto. Avenia va da Mendaro, il muro. E poi Moneta, ci riprova Mendaro, appoggia questo pallone difeso da Barbagallo. Spinello, la pipe per Uciseto, gran difesa di Avenia. Cecconello trova Moneta, ancora Avenia che va da Lopez. Ora attacco in diagonale difeso però da Spinello. Melli, scambio lunghissimo. Avenia per questo pallone morbido messo giù da Travaglini, la centrale di Baronissi a firmare il nuovo +2, 6-4. E ora arriva il turno di Victoria Lopez, in battuta schiacciatrice portoricana. Alla prima stagione da professionista a livello collegiale, ha giocato negli Stati Uniti, prima con l'Università del Texas e poi con quella di Arkansas. Il pallonetto intanto di Cecconello, ma è attenta Baronissi. Di Spinello, schiatta un'infrazione, un'invasione particolare combinata da Agnese Cecconello per il +3 Baronissi, 7-4. Questo primo set, buon inizio di partita per la formazione campana. Victoria Lopez trova Barbagallo. Spinello per il primo tempo vincente di Agnese Cecconello, giocatrice molto giovane, classe 99, chiamata in causa al momento dell'infortunio Jenny Barazza, un momento molto particolare con in vista la partita decisiva probabilmente di Marsala. Ha fatto a trovare pronta Cecconello. Intanto ancora un attacco dalla seconda linea per Melli, ci prova ancora dalla seconda linea Lopez, poi da posto 4 ancora diagonale vincente per Mami Uciseto, porta la Golem sul -1, 7-6. La battuta di Giulia Melli verso Lopez, poi un filo rete più rapida di tutte e ancora Mami Uciseto che porta in parità la Golem a quota 7, break di 3 punti. Grande apporto da parte della giocatrice nipponica. Ancora il pallone di Giulia Melli verso Lopez. Maggi Pinto va a cercare Moneta. Murata si riprova Baronissi affidandosi ora a Mendaro, diagonale difeso da Melli. Spinello va da Sos, che lavora bene con le mani nel muro e trova il sorpasso, 8-7, break che ora diventa di 4 punti per la Golem, che ha reagito immediatamente a quel tentativo di accelerazione da parte di Baronissi. Melli sempre verso Lopez. Avenia da Mendaro, che lungolinea di Mendaro, leggermente però fuori misura, schiacciata out. Dal 7-4 al 7-9. Sta la rimonta della Golem. Ora sul +2 contro la P2P, Girova Baronissi. Lopez in ricezione, Avenia per l'attacco da parte di Travaglini, ci prova Sos, difende Avenia. Maggi Pinto va da Mendaro, diagonale per Mendaro Leiva, ferma un po' l'emorragia, consente a Baronissi di portarsi sul -1, 9-8. Un posto davvero molto interessante, con esperienze a livello internazionale per Leiva, Yarimis, Mendaro, cubana dell'Havana, con esperienze anche, dicevamo, in Francia oltre che in Indonesia, una giramondo. Intanto ancora Agnese Cecconello trova il varco giusto per siglare il +10, Golem 10-8. Proprio la centrale triestina a prendere il pallone per il servizio
corso il primo set al Palaltogusto. La Golem è avanti sul 10-8, Lopez in ricezione, qui l'attacco di Moneta, murata da Sos, palla però out, allora tira ancora Baronissi, ritrova il -1, 10-9, Mendaro Leiva in battuta. A forzare la battuta Mendaro Leiva, trova Barbagallo, questo pallone difficile per Sos. Baronissi che ci prova con il bugger rovesciato di Avenia, Uciseto ancora da posto 4, sceglie la soluzione lungo linea, fa bene, +3 Golem, chiedo scusa, +2, 11-9. Positivo finora il primo set di Mami Uciseto. Baronissi è sempre lì a contatto, partita molto equilibrata in queste prime battute. Nicolet Sos verso Maggi Pinto, Avenia, fast per Strobbe, difesa dalla Golem, ancora Avenia con la stessa soluzione, stavolta la diagonale stretta di Marilyn Strobbe è vincente. Nuovo -1 Baronissi, 11-10, punto firmato dalla giocatrice ex Vicenza tra le altre, Marilyn Strobbe, che rispetto del nome è italianissima. Ora Serena Moneta, Uciseto ancora, un attacco potente da posto 4 difeso da Lopez, anzi si trattava di Moneta, Lopez ha messo a terra invece il punto numero 11 per Baronissi, situazione che torna in perfetta parità, 11-11 questo primo set al Palaltogusto. Ricordiamo anche un altro appuntamento importante per gli spettatori di Diretta Sport per quanto riguarda il calcio maschile di eccellenza, la Serie A sarda, partita che potrebbe permettere al Castiadas di raggiungere la matematica certezza della promozione in Serie D. Il derby del Sarrabus contro il Muravera lo potrete rivivere interamente sui nostri schermi a partire da domani. Intanto si riporta avanti la Golem sul 12-11 con il lavoro sotto rete di Benedetta Bartolini, coppia di centrali veramente molto giovane, ma al tempo stesso talentuosa per la Golem. Uciseto va a cercare Maggi Pinto, l'attacco poi di Lopez, lungolinea difeso, Spinello sotto rete, prova a mandare dall'altra parte, arriva la segnalazione arbitrale per assegnare il punto del nuovo +2 Golem, 13-11. Le indicazioni di coach Pascolino Giangrossi per Mami Uciseto qualche istante prima del servizio da parte della giocatrice nazionale giapponese. Attacco di Lopez che sceglie questo pallonetto out, sbagliato qui la misura del suo attacco. Vittoria Lopez. Golem ringrazia e si porta sul +3, 14-11, ancora Uciseto in battuta, pallone smorzato dal nastro, ci arriva Lopez, la pipe per Mendaro, che attacco per Mendaro Leiva, ottimo impatto in questo primo set, situazione ancora incerta, 14-12, -2 Baronissi che manda ora al servizio Marilyn Strobbe, classe 89. Questi successi per lei anche con le nazionali giovanili, qui sbaglia però la misura del servizio, palla sulla rete, +3 Golem, 12-15, Cristina Murru, giocatrice ogliastrina, classe 2001, nonostante la giovanissima età, più volte nel corso di questa stagione ha dato una grossissima mano alla squadra. Mendaro con difficoltà qui Baronissi sulla battuta di Murru, il pallonetto di Melli, c'è Mendaro e poi Lopez, prende bene Murru in bugger rovesciato, poi Uciseto, Melli cerca questo pallone profondo, la palla è stata toccata dal muro di Baronissi secondo l'interpretazione del primo arbitro. Le giocatrici
nella P2P Givova sono tutt'altro che convinte. La Golem è sul +4, 16-12, arriva il time out chiamato da coach Teodoro Cicatelli, che vuole vederci chiaro. La Golem ha trovato il massimo vantaggio in questo primo set sul +4, 12-16. Ultima chiamata abbastanza controversa. Allora il tecnico della P2P Givova non può correggere il tiro, chiamato in causa, come detto, dopo le dimissioni rassegnate da coach Ivan Castillo. Doveva essere almeno inizialmente una soluzione pro tempore il suo insediamento in panchina, poi alla luce anche dell'exploit di Baronissi sul Taraflex di Chieri, è rimasto guida della squadra. Intanto si è esaurito il time out, allora è tutto pronto per la ripresa del gioco. Ripetiamo, la Golem è avanti in questo primo set sul 16-12. Moneta in ricezione, Avenia va ad ammendare il muro di Melli, out. Baronissi accorcia sul 16-13. Al servizio numero 4 Avenia. Ancora Giorgia Avenia che cerca la concentrazione per la battuta. Ancora sollecitata Melli in ricezione, l'attacco da posto 4. Soluzione ancora letale per Giulia Melli, che trova il +4, 17-13. Al servizio Natascia Spinello. Pallone di Spinello, cercare Lopez. Avenia va da Mendaro, il muro della Golem tiene vivo Travaglini, poi manda dall'altra parte Lopez. Barbagallo, poi Spinello ricostruisce la Golem, il pallonetto vincente di Nicolet Sos per il +5, 18-13. Nonostante il time out chiamato da coach Teodoro Cicatelli, l'inerzia sembra sempre nelle mani della squadra di casa, che ora ha allungato il margine di vantaggio. Sempre Natascia Spinello in battuta, pallone leggermente smorzato dal nastro. Avenia va per l'attacco di Lopez. Spinello, la pipe verso Uciseto, gran difesa di Maggi Pinto, poi il salvataggio della Golem. Avenia va ancora da Mendaro, che diagonale per Mendaro Leiva. Barbagallo non può nulla. 18-14, gran potenza di braccio, giocatrice che sa raggiungere altezze importanti. Mendaro Leiva, una tra le più temute sicuramente alla vigilia in casa Golem Olbia, al pari di Vittoria Lopez, che ora si prepara per il suo servizio. 18-14, meno 4 Baronissi. Barbagallo in ricezione, Spinello per l'attacco di Melli. C'è stata una invasione, anzi doppia fischiata in questo caso all'Ermea Olbia. Qualche timida protesta da parte del tecnico inglese Pasqualino Giangrossi. Il gioco riprende con Baronissi che ha accorciato allora sul -3, 18-15, sempre Vittoria Lopez verso Uciseto. Spinello da Sos in posto 4, mani out, 19-15. Continua a condurre le danze allora la Golem Olbia. Ora manda in battuta Giulia Melli verso Lopez. Avenia per l'attacco di Moneta, lungolinea vincente. 19-16. Ora il turno in battuta di Alessia Travaglini. Nona stagione consecutiva in A2 per lei, è stato per traguardi importanti a lungo con Soverato. Ancora un errore in battuta però per Baronissi. Allora nuovo +4, 20-16 in favore della Golem Olbia. E il turno ora di Eleonora Caponi. Al servizio Eleonora Caponi.
Cecconello si accomoda in panchina, riceve indicazioni sul posizionamento a muro. Errore in battuta anche per Eleonora Caboni, respira ancora Baronissi, -3, 20-17, torna Cecconello, fuori proprio Eleonora Caboni. Al servizio per la P2P, la numero 6 Mendaro Leiva. Allora la P2P Givova Baronissi cerca di approfittare di questo errore. Al servizio c'è Mendaro Leiva. Giocatrice ex Quimper in Francia, servito verso Giuliamelli, posto 4 Uciseto Murata, ci riprova la Golem affidandosi ora a Nicolette Sos, va ad appoggiare questo pallone, difende bene Avenia, poi Mendaro, la sbracciata troppo lunga qui per la cubana, 21-17. La Golem vede allora concretamente possibilità ora di aggiudicarsi il primo set. Potrebbe arrivare presto anche il turno di Marianna Iannone sul Taraflex. In battuta è andata Sos e Avenia sorprende di seconda la Golem, che ancora stava cercando il posizionamento per difendere questo attacco da parte della formazione campana. 21-18, cambio per Baronissi con l'ingresso di Quarchioni, fuori Moneta. Questo l'avvicendamento scelto da coach Teodoro Cicatelli, giocatrice originaria di Porto Recanati, arrivata la prima stagione in A2 dopo tanta esperienza maturata in B1. Intanto un'altra giocata davvero notevole da parte di Mami Uciseto, che trova questa diagonale stretta vincente che vale il +4, nuovo +4, 22-18. Golem Olbia, lo avevamo preannunciato, arriva il turno di Marianna Iannone. Al servizio Mami Uciseto. Sarà tra qualche istante ancora il turno in battuta di Mami Uciseto. 22-18, praticamente con le spalle al muro. Baronissi cerca una reazione per riprendere questo primo set. Mendaro manda dall'altra parte, Bartolini costruisce per l'attacco di Iannone, e che attacco per la schiacciatrice Maddalenina, diagonale vincente, sorpresa Baronissi. 23-18 +5 per le padrone di casa. E altro time out speso da coach Teodoro Cicatelli. Ora Baronissi ha davvero ben poco da perdere, deve assolutamente trovare ora la reazione per rimettere le cose in discussione in questo primo set. Golem che da qualche settimana a questa parte sul proprio campo sembra esprimersi davvero con grande sicurezza, con grande padronanza dei propri mezzi. Una tendenza questa che avevamo sottolineato anche in sede di presentazione della partita e che la squadra di Giangrossi sta assolutamente confermando fino a questo momento. Baronissi costretta a inseguire per larghi tratti di questa prima frazione di gioco al Palalto Gusto. Si è esaurito il time out, tra qualche istante ci sarà la ripresa del gioco con la battuta affidata ancora a Mami Uciseto. Ripetiamo la situazione di punteggio, primo set in corso, 23-18 in favore della Golem Olbia. Pallone di Uciseto verso Lopez, attacco in diagonale, out per Lopez. E arriva la palla a set allora per l'Ermea, ancora affidata a Mami Uciseto, sempre verso Lopez. Avenia, attacco dalla seconda linea di Mendaro, una bomba sulla quale può poco Mami Uciseto. 24-19, annullata questa palla set. Cambio in cabina di regia intanto per la Golem con l'ingresso della palleggiatrice Carlotta Simoncini. Strobbe
al servizio, out, finisce qui il primo set. Ad aggiudicarselo allora è la Golem Ermea Olbia, il punteggio di 25-19. Gli applausi del pubblico del Palalto Gusto che ha gradito la prestazione della propria squadra nel corso di questo primo set. Ora noi ci prendiamo una pausa pubblicitaria, poi torneremo in diretta sempre qui da Olbia, pronti a raccontarvi il secondo set. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Ancora in diretta dal Palalto Gusto di Olbia, pronti a raccontarvi il secondo set del match valido per la 12ª giornata di ritorno del campionato di Serie 2 femminile di volley tra Golem Olbia e P2P Givova Baronissi. 1-0 nel conto set per la squadra di casa, che ha chiuso prima frazione sul 25-19, convincendo ancora il proprio pubblico. Baronissi si è staccata nella fase centrale, un gap di 4-5 punti che non è più riuscita a colmare, nonostante time out chiamati da coach Cicatelli, che ha provato un po' a correggere la situazione. Buon apporto comunque primo set per Mendaro Leiva, che è pronta a trascinare la sua squadra nel corso questo secondo set, che inizia ora con il servizio di Uciseto verso Maggi Pinto. Qui un errore nella costruzione dell'attacco per Baronissi, non trovata Travaglini, era pronta con il primo tempo. 1-0, primo punto allora per la squadra di casa. Uciseto con difficoltà in ricezione per Maggi Pinto. Ancora un punto per la Golem, che vuole riprendere allora dove aveva interrotto con l'errore in battuta di Marini Strobbe, che aveva posto fine al primo set. Uciseto ancora verso Maggi Pinto, che stavolta riceve bene Lopez, attacco lungolinea da posto 4, una vera e propria bomba con Nicolet Sos, che ha provato ad opporsi. Barbagallo ha inseguito invano questo pallone, cercando addirittura di rimandarlo indietro con un piede. Trova il primo punto del secondo set la P2P Givova Baronissi. Il pallone out. Serena, anzi si trattava di Avenia, non di Moneta. Questo errore al servizio. 3-1 Golem. Spazio ancora per Cristina Murru. Servire verso Moneta, poi c'è Conello, difende Mendaro, ancora Mendaro che appoggia il pallone in maniera molto intelligente, aveva visto lo spazio dietro il muro. 3-2 sempre in favore della Golem Olbia. Vittoria Lopez cerca la concentrazione prima della battuta. La giocatrice uscita dall'Università di Arkansas ha servito verso Uciseto, attacco dalla seconda linea per Sossa, ancora un pallonetto morbido a sorprendere Baronissi. Visto lo spazio vuoto, lo ha attaccato immediatamente Nicolet Sos, anche il suo rendimento è decisamente in crescita.
in questi ultimi impegni. Spinello, poi l'attacco di Moneta, il muro di Cecconello, tiene vivo Maggi Pinto, Mendaro manda dall'altra parte, c'è Barbagallo, poi Spinello che va da Melli, murata, Barbagallo tiene vivo, Spinello ricostruisce per Sos che spinge questo pallone difeso da Lopez, l'attacco di Mendaro sulla rete, 5-2 Golem. Pizzico di concitazione a bordo campo con coach Giangrossi che richiamava l'attenzione del primo arbitro, gioco che è ripreso, Avenia costruisce per Mendaro, che attacco ancora per Mendaro Leiva, si accorcia sul meno 2, 5-3. Sta cercando di tenere sul pezzo una P2P Givova Baronissi un po' spenta in questa fase iniziale della partita. Mendaro Leiva, intanto l'attacco di Moneta, Barbagallo difende, Sos va da Melli, il muro, smorzare il suo attacco, ricostruisce Baronissi, ancora Mendaro che trova il meno 1, 5-4, lavorando bene con le mani del muro, lo abbiamo appena sottolineato. Mendaro Leiva sugli scudi per la P2P Givova Baronissi, questo avvio di secondo set, ma anche nel primo è stata sicuramente la più positiva tra le sue. Travaglini a servire su Barbagallo, Spinello, il primo tempo di Cecconello vincente, nuovo +2 Ermea, 6-4. Ora sarà il turno di Giulia Melli. Riceve le ultime indicazioni, prima battere verso Lopez, ora Mendaro, che diagonale per Mendaro Leiva, non riesce a difendere Spinello su questo pallone molto potente, grande angolo trovato dalla cubana per il 6-5, meno 1, P2P Givova Baronissi, proprio Mendaro Leiva. Si prepara per il servizio. Forzare la battuta verso Uciseto, poi ancora un pallone appoggiato da Nicolet Sos. Mendaro stavolta la sua schiacciata è abbondantemente out, rischia, spesso cercando queste soluzioni di potenza Mendaro Leiva, qualche volta può anche andar male come nell'ultimo caso. 7-5 per la squadra di casa Agnese Cecconello. Verso Lopez, poi Maggi Pinto da Moneta, palla out, non c'è stato il tocco del muro secondo il primo arbitro, che ricordiamo il signor Marco Laghi. 8-5, per me ritrova il +3 che aveva già toccato nel corso delle prime battute di questo secondo set. Sempre Agnese Cecconello, volta su Moneta, poi prova di seconda Avenia e il punto viene assegnato alla Golem Olbia, che trova poi anche il +4, 9-5. Invasione sotto rete nell'ultimo caso, si prepara ancora Agnese Cecconello, ex Volleiro Casaldepazzi. Errore al servizio in questo caso per lei. Baronissi si porta sul meno 3, 9-6. Allora arriva il turno in battuta di Serena Moneta, schiacciatrice classe 90. Tante esperienze importanti per lei anche a Scandici e Ornavasso tra le altre. Esperienza importante però c'era anche Mami Uciseto, sua prima esperienza europea, davvero strabiliato a tratti nel corso di questa stagione. Qui trova il money out del 4, 10-6.
Sos verso Maggi Pinto, poi Avenia gioca bene questo pallone per l'attacco di Marilyn Strobbe, che può scatenare tutta la sua potenza, accorciare sul -3, 10-7 Baronissi. Marilyn Strobbe è pronta in battuta, anche lei ex Caserta oltre che Sala Consilina. Per quanto riguarda le formazioni campane, l'attacco di Uciseto, Baronissi riesce a cavarsela, allora Strobbe manda dall'altra parte, Spinello cerca Uciseto, il muro e poi Mendaro, allora Vittoria Lopez con un grande attacco lungolinea per il -2, 10-8. Sta cercando di entrare in partita anche la giocatrice portoricana, ha trovato un attacco importante che ha permesso alla P2P Givova di ormai a contatto, dopo aver accusato un momento di difficoltà in precedenza. L'attacco di Uciseto, ancora di giustezza, allunga questo pallone trovando lo spazio vuoto nello schieramento della P2P Givova, +3 Golem. Uciseto serve verso Maggi Pinto, Lopez da posto 4 trova Barbagallo, attacco di Melli, ancora a lavorare molto bene con le mani del muro per il +4, 12-8. La Golem che ha respinto questo tentativo di rimonta da parte di Baronissi e ha ritrovato il +4 ora. Uciseto, Baronissi che costruisce per l'attacco di Lopez, murato. Allora Mendaro, ancora con grande potenza, il muro della Golem però e dice di no. Spinello va da Melli, grande angolo ancora per Giulia Melli, massimo vantaggio per la Golem in questo secondo set sulle +5, 13-8. Giulia Melli protagonista negli ultimi due attacchi. Time out ancora chiamato da coach Cicatelli, piccolissima pausa. Secondo set, 13-8 Golem al servizio Mami Uciseto. Si riparte con Mami Uciseto in battuta verso Lopez, poi Travaglini, l'attacco out chiede un tocco del muro, non ottiene udienza però Alessia Travaglini, come detto capitano di lungo corso, assoverato, quasi un decennio protagonista sui campi di Serie A2. L'attacco di Lopez, lungolinea devastante qui per Vittoria Lopez, 14-9, cerca di trovare più di fiducia. Ora Baronissi, Giorgia Avenia in battuta. Pallone smorzato dal nastro, ci arriva Barbagallo, la pipe per Sos, 15-9, firmato Nicolet Sos, +6 Ermea, ancora in controllo anche dal punto di vista emotivo della partita fino a questo momento. Ricordiamo che Golem è avanti nel conto 7 per 1-0, 25-19 il punteggio del primo. Cristina Murru in battuta verso l'ex Maggi Pinto, Lopez murata da Agnese Cecconello, sta salendo di colpi anche lei, 16-9, ritoccato il massimo vantaggio in questo secondo set per la squadra di casa. Muro efficace per
Cecconello. Allora cambio in regia per Baronissi, questa è la scelta di coach Cicatelli, c'è l'uscita di Giorgia Veni e l'ingresso in campo di Martina Baruffi, classe 94, scorso anno a Isernia in B1. Va a giocare dunque questa carta il tecnico campano, mentre Murru va ancora verso Maggi Pinto, poi l'attacco di Mendaro, Uciseto con un gran lavoro, Spinello manda dall'altra parte, Moneta allora per Baruffi, poi Mendaro, altro pallone potente difeso da Uciseto, Sos, pallone morbido dalla seconda linea, c'è Lopez però qui di seconda, Spinello, anzi Cristina Murru a trovare il punto del 17-9, ancora Baronissi che si è lasciato un po' sorprendere e ora rischia davvero di volare indietro in maniera pericolosa sul 17-9, meno 8. Altra giocatrice a entrare dalla panchina per la P2P Givova, la centrale Prestanti, un passato proprio in Sardegna all'Alfieri Cagliari, formazione con cui ha conquistato la promozione dalla B2 alla B1. Intanto una infrazione di doppia per la Golem, Baronissi porta sul meno 7, 17-10. Grande serenità sulla panchina di casa, dall'altra parte come detto coach Cicatelli cerca tutti i modi di trovare l'assetto giusto a cui rimontare e riprendere questa partita che ora si è fatta complicata. Attacco out sul lungolinea per Giulia Melli, 2 punti in fila, un pizzico di continuità all'interno di una prestazione finora poco brillante per la P2P Givova Baronissi, 17-11. Lopez verso Uciseto che riceve bene, Spinello da Melli, appoggia questo pallone, c'è Baruffi, Maggi Pinto va da Moneta, il tocco del muro, non ci arriva, poi Barbagallo, break di 3 punti, interessante per Baronissi alla disperata ricerca di una reazione, 17-12, meno 5 per la P2P Givova e ancora il turno in battuta di Victoria Lopez. Coach Giangrossi teme il ritorno di Baronissi, allora interrompe la partita con un time out, va a parlare in maniera individuale con Natascia Spinello mentre il suo assistente Patrizio Okechukwu parla con il resto della squadra. Dall'altra parte invece il tecnico ospite Cicatelli cerca di dar seguito a questo buon momento, un break di 3 punti quando le cose sembravano mettersi veramente molto male sul 17-9. Baronissi ha dato qualche segnale di possibile risveglio, ora come detto è sotto di 5, 17-12, si riprende a giocare sul Taraflex del Palalto Gusto di Olbia, questa 12ª giornata del campionato di Serie A2 femminile di volley Samsung Galaxy Volley Cup, con la squadra di casa avanti nel conto set per 1-0, avanti nel punteggio anche del secondo sul 17-12. Vittoria Lopez verso ora Uciseto, Spinello, la fast per Cecconello, Baronissi si affida a Mendaro, ancora una diagonale davvero importante per Mendaro Leiva, 17-13, deve essere un po' girata l'inerzia di questo secondo set. Break di 4 punti ora per Baronissi. Ancora una infrazione, la Golem ora Infrazione Golem 17-14, cambio Golem. fa rimontare fino al meno 3, 17-14, fischiato un'invasione nell'ultimo caso. Vuole interrompere questo break di 5 punti, ancora indicazioni per Natascia Spinello, la panchina dell'Ermea. Prima ora il pallone di Victoria Lopez, stavolta a cercare Giulia Melli, è stato l'ingresso di Carlotta Simoncini per la Golem.
Lopez tiene Sos, pallone dall'altra parte, giocato male per Moneta, questo errore che permette allora alla squadra di casa di interrompere questo momento negativo, di ritrovare il punticino. Carlotta Simoncini chiamata in causa allora, con parentesi importante all'interno di questa partita, momento chiave del secondo set, mentre Prestanti trova il -3, 18-15 con questo pallonetto vincente. Ha smarrito un po' di certezze l'Ermea di fronte alla rimonta di Baronissi. Ora la situazione è tornata in equilibrio, 18-15, con l'Ermea che, lo ricordiamo, ha avuto anche 8 punti di margine nel corso del secondo set. E ancora punto Baronissi per il 18-16. Indicazione del secondo arbitro, il signor Cavalieri. E ancora time out Giangrossi, perché il momento di difficoltà è diventato, se possibile, ancora più pesante. Baronissi è lì, come detto, -2, 18-16. Davvero importante la capacità di reazione della squadra campana. Secondo set, 18-16, servizio numero 5. Il cambio in regia ha dato nuova linfa alla P2P. Givova Baronissi ora in piena rimonta sulla Golem Olbia, comunque continua a comandare sul 18-16. il muro di Melli tiene vivo Mendaro dalla seconda linea. Lopez, un'altra bordata con Barbagallo che, protese in tuffo, non riesce comunque a opporsi. Allora -1 Baronissi, 18-17. Pallone della possibile parità affidato proprio alla ex Alfieri Cagliari Angela Prestanti. Barbagallo è andato in ricezione, Sos spinge il pallone, toccava l'incrocio delle linee, pallone difeso però allora Uciseto. Simoncini va da Sos perché la diagonale stretta si mette una pezza ancora Baronissi, l'attacco di Moneta, c'è Barbagallo dalla seconda linea, Uciseto, grande attacco di Mami Uciseto che trova l'ultimo millimetro di Camporosa, prova a respingere l'assalto di Baronissi, che può contare su una panchina importante, dà fiducia proprio alla sua panchina. Con Cicatelli ora vedete in campo anche Marianna Ferrara, schiacciatrice classe 96, l'ultimo colpo del mercato estivo, ex Casalmaggiore con cui ha vinto una Supercoppa italiana e pensate anche una Champions League. Ma Golem trova un pizzico di continuità ora, 20-17 +3. Time out Cicatelli, proprio sul più bello Baronissi è stata spinta un po' indietro dalla Golem. 18-17, sembrava poter arrivare da un momento all'altro il punto della parità, l'inerzia che era finita nelle mani di Baronissi. La Golem contenuta mentale abbastanza importante, è riuscita per il momento a tenere a bada la rimonta delle rivali, ma la situazione è assolutamente aperta. 20-17 in favore dell'Ermea. Siamo nella fase decisiva del secondo set. Squadra di casa avanti nel conto, come potete vedere dal tabellone. E in battuta c'è Giulia Melli verso Maggi Pinto, poi l'attacco di Strobbe difeso da Barbagallo. Simoncini ci arriva, Sos manda dall'altra parte, Mendaro un po' in difficoltà su un pallone che all'apparenza
sembrava abbastanza semplice, ricostruisce l'Ermea, Sos, mani out, importante il punto del 21-17 per la Golem, che ha ritrovato allora la giusta quadra dopo un momento di grave difficoltà. Più 4, 21-17, come detto, è ora la possibilità di allungare ancora con il servizio di Giulia Melli, una volta verso la nuova entrata Ferrara, Barbagallo con difficoltà, ma Simoncini riesce a mandare dall'altra parte, Strobbe con un punto facile confezionato per il 21-18. Mendaro Leiva in battuta, mentre prende vigore anche il tifo del Pala Alto Gusto per cercare di accompagnare la Golem in questo momento cruciale e decisivo del set. Mendaro, poi Baruffi, tocca questa fast per Strobbe, ha difeso la Golem, poi Moneta appoggia il pallone che è out secondo il primo arbitro. Aveva esultato subito la Golem con Carlotta Simoncini in testa, situazione interpretata in questo modo da parte dunque della coppia arbitrale. 22-18 più 4 Golem, Eleonora Caboni in battuta. Un errore al servizio per lei nel corso del primo set. Va verso Ferrara, Mendaro sul nastro. 23-18, ancora un punto per l'Ermea, ormai vede vicino lo striscione del traguardo. Altro cambio Baronissi con l'uscita di Moneta e il ritorno di Quarchioni. Eleonora Caboni verso Ferrara, Baruffi va a cercare Quarchioni, il muro di Benedetta Bartolini che vale la palla set alla Golem. 24-18. Ancora il pallone tra le mani di Eleonora Caboni, giocatrice olbiese, cresciuta nel settore giovanile dell'Ermea. Quarchioni, l'attacco da posto 4 in diagonale, trova Barbagallo, Simoncini costruisce per Uciseto, il muro di Marilyn Strobbe per il 24-19, annullata la palla set. E ora cercherà la P2P Givova Baronissi di minare nuovamente le certezze dell'Ermea, dandosi al servizio di Quarchioni. Torna Vittoria Lopez, uscita Ferrara, ricordiamo intanto che al termine di questa gara vi offriremo delle interviste ai protagonisti, dunque rimanete su Diretta Sport anche dopo il termine della partita. Questa partita, in generale tutti i prodotti, tutte le sfide del weekend di direttasport.it saranno disponibili in alta definizione sul nostro sito a partire dalla giornata di domani. Direttasport.it, sempre più la casa dello sport sardo, l'unica vetrina a 360 gradi sul mondo dello sport isolano. Gioco che è ripreso, Ucisetto in ricezione, Barbagallo, poi ancora la diagonale di Mami Ucisetto che fa calare il sipario sul secondo set. Anche questo vinto dalla formazione di casa. Nuovamente sul 25-19 esulta il pubblico, perché la Golem, dopo essere partita bene, ha saputo reagire a un momento di grave difficoltà. Baronisi si era portato sul meno 1, 18-17, poi nuova accelerazione della formazione di casa. A questo punto irresistibile per la P2P Givova, che non ha trovato
forza per rimettere tutto in discussione. Ora per noi un'altra pausa pubblicitaria, poi torneremo in diretta per il terzo set. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Grazie a un doppio 25-19 la Golem Ermea Olbia è avanti sulla P2P Givova Baronissi per 2-7-0 in questa 12ª giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile di volley. Terzo set che inizia in questo momento con Giorgia Venia in battuta verso Melli, Barbagallo, ancora da Melli, l'attacco da posto 4, il pallone Sinfen sul tentativo in bugger da parte di Maggi Pinto, primo punto messo a terra dalla Golem, che dunque vuole chiudere i conti il prima possibile, aggiudicarsi l'intera posta in palio, potrebbe ancora di più avvicinarla probabilmente in maniera definitiva ormai alla permanenza nel torneo di Serie A2. Potrebbe anche accorciare il gap che la separa in questo momento da Baronissi. 29 punti per la squadra ospite, 23 per quella di casa. Ovviamente prima di questa sfida Baronissi ha trovato il punto dell'1-1 e ora manda in battuta Vittoria Lopez. Lopez verso Uciseto, c'è Conello, attacco out, Baronissi avanti sul 2-1. Schiacciata out 2-1. Servizio la numero 12 Pilar. Pallone di Lopez verso Giulia Melli, Spinello per Cecconello, stavolta la mira è giusta, Cecconello trova il rosa, trova anche la parità sul 2-2, tornata Natascia Spinello, tenuta fuori nella fase finale del secondo set da coach Giangrossi in luogo di Carlotta Simoncini. Battuta insidiosa, Lopez ci arriva, il pallone andato dall'altra parte, offerta la free ball alla Golem, pallone appoggiato da Sos, e il punto del 3-2 assegnato alla Golem. Al servizio Natascia Spinello. Servizio out per Natascia Spinello, si torna dunque in parità a quota 3. Vedremo se ci sarà la reazione tanto attesa da parte di Baronissi nel corso di questo terzo set. Prestanti verso Uciseto, Barbagallo costruisce per l'attacco di Sos da posto 4, riesce a sfondare le mani del muro Nicolet Sos. Risulta col pugno chiuso coach Giangrossi in panchina. Ermea è avanti sul 4-3 e ora cerca di allungare il margine di vantaggio con la battuta affidata a Giulia Melli. Va a cercare Maggi Pinto, attacco di Moneta, difende Barbagallo, poi Sos da Uciseto, lungolinea difeso da Avenia. Maggi Pinto torna ancora da Moneta, il muro della Golem, ancora Maggi Pinto a tener vivo, ci prova allora Mendaro con una gran diagonale stretta. Spinello non riesce a difendere questo pallone preciso e potente che vale la parità a quota 4. L'opposto della P2P Givova Baronissi,
cerca la concentrazione prima di andare con la battuta in salto verso Mami Uciseto, scambio con ancora la giapponese, cercare la diagonale, difesa Avenia per l'attacco in pipe da parte di Victoria Lopez, impreciso, torna avanti l'Ermea, 5-4. Terzo set che è iniziato punto a punto in questa fase. Ceconello out. Il suo errore in battuta permette a Baronissi di riportarsi in parità a quota 5. Moneta in battuta verso Uciseto, Spinello gioca la pipe per Melli, ancora un pallone violentissimo uscito dal braccio destro di Giulia Melli per il 6-5 Golem. Al servizio Niki Sos. Nicolette Sos, errore in ricezione qui per Victoria Lopez, più 2 Golem per la prima volta in questo terzo set. Torna Quartioni per compagine di coach Cicatelli, ancora Nicolette Sos. Altro errore al servizio per la Golem. Golem che ha concesso ben 21 errori punto nei primi 2 set, in quelli Soverato, cercando costantemente di forzare la battuta. Era del resto questo il piano partita studiato alla vigilia dallo staff tecnico. È mancata la precisione, quest'oggi ha fatto senz'altro meglio l'Ermea. Intanto il muro out che vale il nuovo più 2 sull'8-6. Punto propiziato dall'attacco da posto 4 ancora di Mami Uciseto, senz'altro tra le più brillanti nelle fila dell'Ermea questo pomeriggio al Pala Alto Gusto. La giocatrice nipponica è andata a servire verso Maggi Pinto, ancora il muro di Giulia Melli per il più 3, 9-6. Quest'oggi bella prestazione anche a muro per Giulia Melli, attaccante al braccio pesante come più volte ricordato, per efficace sotto rete. Questa sfida contro la P2P Givova Baronissi. Avenia verso Quarchioni, altro muro stavolta per Benedetta Bartolini, 10-6 e time out per coach Cicatelli, che vede la sua squadra staccarsi ancora nel punteggio sul -4. Dunque subito chiamate a rapporto Mendaro e compagni. Si riparte con Mami Uciseto in battuta. Ancora Maggi Pinto in ricezione, Avenia per l'attacco dalla seconda linea di Mendaro Leiva, ancora efficace per il 10-7 e ancora le spetta il compito di mantenere in partita Baronissi. A un certo punto del secondo set ha creduto davvero tanto nella possibilità di pareggiare il conto, poi si è arresa con l'Ermea più convinta, almeno così è parso
in questo pomeriggio. Attacco pipe per Nicolet Sos, non va a buon fine il pallone sulla rete. -2 Baronissi che accorcia dunque sul -2. Al servizio ancora il numero 4 Avenia. Avenia in battuta, Melli in ricezione, poi l'attacco murato ancora a Baronissi per il -1, 9-10. Al servizio ancora il numero 4 Avenia. Ancora la figlia d'arte, Giorgia Avenia. Break di 3 punti per Baronissi. Melli bene in ricezione, Spinello ancora per il posto 4 di Melli, difeso da Maggi Pinto. Quarchioni difende Sos, poi Spinello cerca ancora Melli, stavolta sceglie il pallonetto, Baronissi pasticcia, Ermea si porta sul +2, 11-9. Al servizio Cristina Murru. E ora è il turno di Cristina Murru, giocatrice originaria di Tortoliva, a servire adesso Quarchioni. Mendaro ancora un attacco molto potente, difeso dalla Golem. Melli cerca la diagonale stretta, trova Mendaro, Avenia, la pipe per Lopez, out, 12-9 in favore ancora dell'Ermea. E ancora gli applausi del pubblico del Pala Altogusto. Al servizio Sto G davvero numeroso sugli spalti, sostenere l'Ermea ormai lanciatissima verso la conquista della salvezza. Match importantissimo questo contro una squadra, comunque lo ricordiamo, assolutamente tranquilla dal punto di vista della classifica come Baronissi. Attacco potente intanto per Sos, Baronissi però è riuscita a difendere. Allora Spinello ricostruisce per Melli, pallone troppo morbido, quello uscito dalla mano destra di Giulia Melli. 12-10 sempre in favore della Golem. Ermea Olbia per Giorgia Quarchioni, alla battuta, giocatrice originaria di Porto Recanati, a servire verso Mami Ucisetto. Spinello per il posto 4 di Melli, ancora l'attacco efficace con un grande angolo. Giulia Melli trova il +3, Ermea 13-10. al servizio Natascia Spinello. Spinello trova Mendaro, ancora il lungolinea vincente di Mendaro Leiva, tenere in piedi Baronissi sul -2, 13-11. Al servizio numero 5 Prestanti. Prestante è andato a servire verso Barbagallo, poi Avenia, quel pallone mandato dall'altra parte. Cecconello col primo tempo, difeso da Avenia, arriva Giulia Melli a mettere tutti d'accordo con il punto del 14-11. Al servizio Giulia Melli. La battuta di Giulia Melli, su Quarchioni, Avenia va da Mendaro Leiva, murata, Maggi Pinto ricostruisce, Avenia, ancora Mendaro, ancora il muro di Agnese Cecconello. Avenia cambia soluzione, sceglie di andare verso Moneta, tiene ancora la difesa della Golem, l'attacco di Nicolet Sos, smorza il pallone, il muro non riesce però ad arrivarci poi sugli sviluppi Mendaro Leiva. 15-11, nuova accelerazione Golem. Al servizio Giulia Melli. Sottolineare anche la buona prestazione questo pomeriggio di Giulia Melli. Sceglie ancora
servire verso Maggi Pinto, poi il primo tempo giocato perfettamente in questo caso per Marilyn Strobbe. 15-12 e Mendaro Leiva si prepara ancora per il servizio. Giocatrice che ha avuto modo di misurarsi anche con la maglia della Mien, poi come detto è stata in Indonesia, è stata anche parte delle rappresentative giovanili della nazionale cubana. Qui ha trovato l'ace del -2, 15-13. Senz'altro la nota più lieta finora del pomeriggio della P2P Givova. Mendaro Leiva, ancora con la battuta in salto, stavolta errore, palla sulla rete, torna Eleonora Caboni. Caboni verso Maggi Pinto, Avenia, fast per Strobbe, dalla seconda linea Mendaro, il punto numero 17 nel terzo set della Golem. Stavolta è andata a opporsi in maniera efficace all'attacco di Mendaro Leiva. Ripristinato allora il +4. Caboni va verso Moneta, Maggi Pinto costruisce ancora per l'attacco da posto 4 sempre di Moneta. Mendaro manda dall'altra parte Sos, poi Uciseto, lungolinea ancora da campionessa per Mami Uciseto, giocatrice in possesso di colpi veramente categoria superiore. E time out allora per la P2P Givova Baronissi. A questo punto vede Dermea scappar via in maniera forse definitiva sul 13-18. Quindi approfittiamo anche per ricordarvi quelli che saranno i prossimi impegni di queste due formazioni. Olbia domenica 18 marzo sarà di scena in quel di Orvieto. Baronissi che invece riceverà Cuneo, formazione che insegue in classifica la capolista Mondovì. Diamo uno sguardo allora proprio alla graduatoria. Mondovì in testa con 62 punti, Cuneo 58, Brescia 57, San Giovanni Marignano 56, Chieri 53, Trentino 51, Saverato 48, Orvieto 43, Club Italia 43, Collegno 42, Ravenna 41, Baronissi 29 e Olbia 23 sono le due squadre che si stanno dando battaglia in questo momento sul Taraflex del Palalto Gusto. Poi ancora Montecchio 22, Perugia 19, Marsala 17, Caserta ormai spacciata a quota 8 punti, Nicolette Sos a firmare il +6 Golem 19-13. E ancora coach Cicatelli che cerca di ricorrere alla propria panchina per dare una scossa. Cambio di palleggiatrice, fuori Avenia, chiedo scusa, e dentro Baruffi. Ancora Strobbe, Spinello si oppone in qualche modo, Baruffi per il primo tempo di Strobbe, difeso bene da Barbagallo. Uciseto il pallonetto da posto 4, ci arriva Maggi Pinto con un gran tuffo, Moneta trova Barbagallo, Spinello da Uciseto, attacco in posto 4, difeso poi Mendaro, il muro ancora efficace della Golem che trova il punto numero 20 per le proteste di Marilyn Strobbe, che non è assolutamente d'accordo con questa chiamata. Coach Cicatelli invece per un istante protesta, poi desiste. Piccolo richiamo proprio per Marilyn Strobbe, +7 Golem.
20-13. Ancora Caboni, Quacchioni è andato in ricezione, Mendaro manda dall'altra parte, Spinello dal posto 4 di Mami Uciseto, ancora tanta roba, fa gesto il presidente Gianni Sardi a bordo campo. Ed è così senz'altro per quanto riguarda la prestazione di oggi per Mami Uciseto, veramente monumentale. 21-13. Il Caboni mette in grande difficoltà Quarchioni, punto numero 22 per la Golem, ormai lanciatissima verso la conquista della vittoria che permetterebbe di salire a quota 26 punti in classifica, dunque di mai mettere al sicuro la permanenza in Serie A2. Fuori Quarchioni dopo questo tentativo in ricezione sul servizio di Caboni. Baruffi per Moneta, la diagonale trovata qui da Serena Moneta, ultimo angolo permette a Baronissi di accorciare sul 22-14, ormai non potrebbe essere troppo tardi per la reazione della P2P Givova, che non ha mai trovato prestazione che avrebbe voluto alla vigilia dopo la sconfitta di Marsala, una prestazione tutt'altro che perfetta anche questo pomeriggio al Palantogusto. Allora il primo tempo di Benedetta Bartolini porta l'Ermea ormai 2 soli punti di distanza dalla conquista anche del terzo set. Fuori Natascia Spinello, torna Marianna Iannone. Al servizio Nicolette Sos. Arriva il pallone di Nicolette Sos verso Maggi Pinto, Baruffi a cercare Lopez, gran lungolinea per Victoria Lopez, prova a mantenere aperti i giochi sul 23-15. Torna Carlotta Simoncini quando chiamata in causa nel corso del secondo set, anche in una fase abbastanza importante, si è fatta trovare pronta, dunque ha spazio questa fase finale del terzo set. Marilyn Strobbe al servizio, Caboni bene in ricezione, Simoncini per l'attacco da posto 4 di Marianna Iannone, palla out e ancora un punticino rosicchiato da Baronissi. 23-16. Strobbe smorzato dal nastro, Bartolini manda dall'altra parte, ricostruisce Baruffi verso Lopez, il muro di Benedetta Bartolini e arriva la palla match per l'Ermea sul 24-16. Palla match tra le mani di Mami Uciseto, il suo servizio verso Maggi Pinto, Baruffi da Moneta, mani out. 24-17, si trattava anzi di Victoria Lopez e non, come erroneamente detto, di Serena Moneta. Baruffi in battuta, out il servizio di Baruffi. Allora finisce qui, l'Ermea vince in 3 set, 25-19, 25-19, 25-17 contro la P2P Givova Baronissi, sale a quota 26 punti in classifica e ottiene ormai la certezza di mantenere la categoria, la Serie A2. Obiettivo ormai in tasca per la squadra di coach Giangrossi, protagonista di un'altra affermazione interna, la quarta consecutiva, e prestazione davvero di gran livello, una delle migliori senz'altro di questa annata. Ora il consueto saluto per le giocatrici sotto rete, si tratta invece di un'altra sconfitta per la P2P Givova Baronissi dopo quella interna nel turno infrasettimanale contro Marsala, una sconfitta più netta quest'oggi al Palaltogusto con la squadra di coach Cicatelli, che non ha mai trovato
la giusta fiducia e il giusto ritmo all'interno dell'incontro sono i demeriti da una parte senz'altro di Baronissi, ma vanno sottolineati anche i meriti dell'Ermea, gran protagonista quest'oggi, trascinata da una monumentale, lo ripetiamo, Mami Uciseto. Allora cala il sipario su questa partita, ma rimanete su Diretta Sport, ora un istante di pausa, poi saremo in campo pronti a offrirvi commenti a caldo da parte dei protagonisti, dunque restate con noi. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Cosa è mancato quest'oggi alla tua squadra? È mancata un po' di determinazione che poi si è riversata mano a mano sulla ricezione e sull'attacco, sul muro, un po' in tutti i fondamentali. Diciamo abbiamo peccato un po', di concentrazione. Hai dato fiducia alla panchina, nel corso del secondo set c'è stato un momento in cui l'inerzia sembrava essere passata nelle vostre mani, quindi c'è stata un'altra accelerazione da parte di Olbia, lì probabilmente è anche un po' finita la partita dal punto di vista emotivo e mentale. Diciamo che loro non hanno voluto sbagliare, specialmente in battuta, quindi a volte hanno anche appoggiato la palla nel nostro campo. Il problema era il nostro, che non siamo stati bravi e anche cinici nel giocare al meglio questi palloni, diciamo, facili. È una fase... Prego. No, e poi di conseguenza, ripeto, siccome abbiamo comunque con la ricezione non perfetta, non siamo riusciti a giocare i primi tempi, a velocizzare il gioco, che è un po' la nostra arma vincente, ecco, per cui abbiamo dovuto ripiegare su palloni alti, quindi diciamo facilmente anche difendibili poi. È una fase comunque tranquilla nel vostro campionato, con 29 punti, la permanenza nella graduatoria ormai certa, ci sono degli obiettivi che vi siete comunque prefissati per queste ultime gare? Ma per proprio concetto mio personale ogni partita deve essere giocata al massimo, al di là della salvezza tranquilla o meno. Ogni partita deve essere giocata al meglio, al 100%, poi vabbè, io fino a quando non abbiamo la certezza matematica non è che stia tranquillo al 100%, perché poi abbiamo visto che in questo campionato, essendo molto equilibrato, ci sono stati dei risultati anche importanti, anche strani, per cui fino alla fine, se non c'è la salvezza matematica, io personalmente non sto tranquillo, ma del resto anche la società ha chiesto una salvezza tranquilla, a coronamento comunque di un buon campionato, primo campionato di A2. Come è stato assorbire per la squadra questo cambiamento in panchina arrivato qualche settimana fa? Ci sono state reazioni diverse, inizialmente le ragazze hanno reagito benissimo, poi evidentemente forse loro si sentono magari un po' più tranquille riguardo la salvezza, per cui si sono adagiate e vabbè, ricominceremo in settimana a lavorare a ritmi più alti ovviamente. Parere anche su Olbia, che in questa fase del campionato in casa sembra davvero un'altra squadra rispetto a quella che era stata per larghi tratti della stagione. No, già rispetto all'andata è cambiata, è una squadra molto più quadrata che sbaglia poco e questo è importante perché a volte gli errori sono importanti nell'economia del set e anche della partita. Hanno messo in campo una buona squadra, hanno giocato bene, onore a loro.
un altro passo probabilmente decisivo a questo punto verso la salvezza è stato compiuto. Beh, sicuramente è un altro passo consistente verso la salvezza. Purtroppo questo campionato ci insegna che non si può abbassare la guardia mai, perché tutte le squadre possono esprimere un buon gioco e tutte possono mettere in difficoltà tutti. Io sto seguendo i risultati live e la prima della classe sta perdendo in casa contro Montecchio 2-1. Quindi questo è un risultato che in chiave salvezza è importante, però d'altra parte da Marsala arriva la notizia che Marsala ha perso 3-0 con Brescia e Perugia sta perdendo 2-0, quindi diciamo che potrebbe essere effettivamente un passo molto molto importante. Quella di oggi è stata forse una delle migliori prestazioni dell'anno. Ti chiedo, questa ipotetica graduatoria, in quale posizione la metterete? Guarda, ogni vittoria quest'anno secondo me è stata frutto di tanti piccoli fattori. Questa è una vittoria ottenuta con grande carattere, in maniera molto autoritaria, e quindi negli occhi del pubblico probabilmente resta una vittoria molto bella. Devo dire che per esempio a me è piaciuta moltissimo la partita contro Ravenna, dove abbiamo espresso una grandissima pallavolo, e caratterialmente la vittoria in casa contro San Giovanni Marignano anche importante, senza tralasciare Marsala fuori casa. Insomma, siamo stati bravi nei momenti chiave a farci trovare pronti, e oggi era un momento chiave, dovevamo rispondere presenti dopo la brutta prestazione di Soverato. Mi aspettavo di giocare una buona gara, onestamente non pensavo che avremmo vinto così facilmente, però poi la pallavolo è uno sport strano come tutti gli sport di squadra, e noi siamo stati bravi a metterli subito in difficoltà e loro non hanno trovato il bandolo della matassa, quindi bravi noi, e sicuramente questo è importante perché le prossime gare che ci aspettano sono tutte difficilissime, 3 sono fuori casa con le prime 3 in classifica, quindi 3 punti che potrebbero essere veramente decisivi. Bella tenuta mentale direi nel secondo set, quando Baronissi è tornata sul -1, 18-17, lì hai dato fiducia anche alla panchina, Carlotta Simoncini, le risposte sono state quelle giuste. Guarda, sì, anche questa volta, come era successo a Marsala, al momento di difficoltà abbiamo trovato le energie per tirarci fuori dal momento di difficoltà. Carlotta è entrata un po' contratta, però dopo 2 o 3 palloni si è sciolta e noi gli abbiamo dato un buon supporto, devo essere onesto. Natascia in quel momento aveva un momento di difficoltà che però ha superato con quelle palle in cui è stata fuori, e quando è rientrata nel terzo set ha fatto un terzo set eccezionale. A volte bisogna essere un po' scabrosi con gli atleti per tirare fuori quel pizzico di cattiveria agonistica che l'aiuta in un momento di difficoltà. Può sembrare a volte troppo duro da parte di un allenatore, magari con un atleta, provare a stimolarla in un certo modo, però io conosco i miei giocatori e so che dentro hanno un grande carattere. In quel caso Natascia aveva bisogno di tirarlo fuori perché lei quest'anno ha avuto tanti problemi fisici e ha tenuto non durissimo, e è giusto che raccolga anche qualcosa da quanto ha seminato, quindi era giusto aiutarla. A volte l'aiuti con una carezza, a volte con il bastone, però l'importante è venirne fuori, e la prestazione del terzo set secondo me è da grande palleggiatore. In uno degli ultimi punti trovati da Uccisetto ti ho visto fare un gesto con la mano, come a dire tanta roba, ed è effettivamente una giocatrice forse di categoria superiore. Allora, Mami indubbiamente ci ha abituato a giocate incredibili, di qualità tecnica incredibile. Il tanta roba era riferito anche alla palla che Natascia gli aveva palleggiato, perché fintandola fast ha fatto andare il muro da un'altra parte, poi ha aperto il gioco velocissimo sull'asta, e poi Mami con quella palla è inarrestabile. Quindi era tanta roba per la giocata complessiva. Poi Mami a volte è incommentabile, perché per questa categoria dal punto di vista tecnico è veramente un altro pianeta. Presidente, intanto alle nostre spalle sta andando in scena una vera e propria festa che vede coinvolte le bambine anche del settore giovanile, che sono la linfa vitale di questa società. Beh sì, hai detto bene, per ogni società il settore giovanile è molto importante. Oggi era una giornata anche di fotografie, poi fortunatamente facciamo tutto con il sorriso sulle labbra, e questo è ancora meglio. Le bambine del settore giovanile hanno potuto assistere a una prestazione davvero maiuscola, dicevamo col coach, forse una delle migliori in assoluto del campionato, prestazione d'autorità come poche altre in questo campionato. Sì, e non scordiamoci che questa squadra la settimana scorsa è andata a vincere a Chieri,
quindi è una squadra importante e noi abbiamo fatto una gran bella partita. Devo dire, hanno giocato tutte bene, mi è piaciuto molto lo staff tecnico, il coach ha fatto dei cambi azzeccatissimi, tutte quelle che sono entrate hanno fatto benissimo, tutte quelle in campo hanno fatto benissimo. Abbiamo visto anche oggi una Mami Uciseto che fa un altro gioco quasi. Mi è appena arrivata la notizia che la nazionale giapponese ce l'ha chiesta, quindi fortunatamente ce la lascia fino all'ultima giornata. La ringraziamo anche se non ci possono ascoltare, però questa è a dimostrazione di che giocatrici abbiamo. Abbiamo visto fare dei gesti, lo dicevamo anche col coach prima, in uno degli ultimi punti trovati proprio da Uciseto, un gesto con la mano, come dire, tanta roba, è veramente una giocatrice fortissima che merita palcoscenici internazionali. Merita, lei calca palcoscenici internazionali perché adesso farà i mondiali con il Giappone. È poi una ragazza incredibile sotto tutti i punti di vista, ma senza sminuire le altre, senza sminuire Natascia Spinello che pure ancora dolorante ha fatto bene, Carlotta Simoncini quando è entrata, poi me ne scorderò qualcuna e mi dispiace, via. Però quando la partita è di questo livello tutte hanno dato il massimo e hanno dato molto. C'è stato anche un momento di difficoltà all'interno di questa partita nel secondo set quando Baronissi si era riavvicinata in maniera molto pericolosa, lì è stata importante la tenuta mentale e anche la panchina, proprio con l'ingresso di Simoncini, lì la squadra ha ripreso subito a fare il proprio gioco, si è riportata avanti in quel momento, forse la partita dal punto di vista mentale ed emotivo è un po' finita perché poi Baronissi non ha trovato la forza per reagire ulteriormente. Ormai insomma sei un tecnico, hai letto benissimo tutto. Non ho nulla da aggiungere, sì, è stato un momento chiave, Spinello era un attimino in difficoltà, forse il dolore, non lo so, ma Simoncini ha fatto bene, è entrata, proprio all'inizio ha avuto qualche difficoltà, il primo e secondo punto, poi ha fatto molto bene ed è stato un set fondamentale, perché se avessimo perso quello la partita si poteva anche incanalare male, mentre invece così è andata bene, poi anche le altre squadre. Marsala ha perso in casa, Perugia stava perdendo 2-0, insomma. Manca la matematica ancora e anche per motivi di scaramanzia ovviamente la si attende. Cosa chiedere a questo finale? Ci sono delle partite molto difficili, però si gioca sempre per l'obiettivo di vincere. Ma chiedere quello che ha fatto il Bisonte Firenze ieri a Filottrano. Andare a vincere, a cercare di vincere in tutti i campi, perché questa, non scordiamoci signori, è il volley, non è altri sport, qui non ci sono giochetti o altro, uno va per vincere, poi se vince bene, se perde idem, però non regaliamo niente a nessuno, assolutamente. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.